Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente dopo tanto tempo, finalmente sembra arrivare l'estate. Infatti tutta la settimana porta bel tempo, quasi ovunque, un po' instabilità al centro, diciamo sud più e altro, ma poi in tutta l'Italia ci sarà bellissimo tempo quasi ovunque. Non ho visto una nuvola per tutta la settimana, a parte la giornata di oggi che ci sarà qualche nuvola, qualche temporale, ma una cosa passeggera, poi arriva il sole. Quindi diciamo che sembra arrivata l'estate. Quindi a partire da oggi 3 giugno e fino al 9 potete stare certi che è arrivata la famosa estate che tutti quanti noi pensavamo non arrivasse. Di certo non fa freddo, però in questi giorni la sera ci voleva il giubbino, come dico io. Anche ieri improvvisamente si è messo a piovere per tutta la serata, quindi però ho controllato bene tutta la settimana, giorno per giorno, porta bel tempo ovunque. Ondate di calore, non di che però, portava tipo 24-25, questo è non niente di particolare, però perlomeno maltempo non lo riportava proprio, e già è una cosa. Quindi confermo che da oggi e fino a domenica, quindi sfatiamo il tabù della domenica, del sabato e della domenica, il weekend maledetto. Sembra che questa settimana, sperando che non cambi nulla in settimana, sarà una settimana di sole. Qualche temporale, qualche rovescio così così sul sud, ma poi dopo un'ora, 2 ore già non ci sta più, quindi è una cosa che passa e va via. Quindi forse cominceremo a farci i primi bagni. Speriamo. Ragazzi, vi auguro a tutti quanti una buona giornata e speriamo che qualche bagno incominciamo a farlo, perché anche io, la verità, vorrei incominciare un po' ad andare al mare. È quasi ora. Buona giornata a tutti ragazzi e come sempre ci aggiorneremo man mano durante la settimana, durante i giorni. Come ho detto, farò video un po' di questo, un po' di quello, per non essere ripetitivo, come dicono purtroppo quelli di YouTube, che dicono che io ripeto le cose. Quindi un po' di pazienza e parleremo un po' di tutto, così non possono più dirmi che io dico sempre le stesse cose, anche se, lo ripeto, se succede un terremoto 2 volte al giorno, oppure succede che piove tutti i giorni, è normale che io lo scriva oppure ve lo dica a voce così. Che cosa ci sta di ripetitivo? Io credo nulla, perché non sanno, come io ho detto, vogliono forse favorire i poteri sempre forti. Quindi al finale non fa nulla, io farò così, poi vediamo che cosa scriveranno la prossima volta, che scuse inventeranno. Ragazzi, buona giornata a tutti e ci sentiamo, quindi una settimana di bel tempo ovunque, qualche temporale a sud ma come una cosa passeggera, nulla di che. Quindi incominciamo ad aprire pantaloncini e magliette e zoccoli, come siamo qua a sud, che sembra che l'estate sia arrivata. Ciao a tutti ragazzi.